conosce il Veneto nel 1918 come volontario della Croce Rossa americana. Arriva prima a Schio e poi andrà al fronte di Fossalta, dove resta ferito. Ritornerà nel 1948 per far conoscere a Mary le terre della Prima Guerra Mondiale. Raggiunge Cortina, poi scende a Venezia, dove alloggerà al Gritti, farà conoscere al mondo intero l'Aris Bar e da qui la locanda Cipriani a Torcello, dove andrà a caccia. Con i Kechler scoprirà un'altra valle, quella di Caorle del barone Franchetti, dove andrà a caccia di anatre, e durante uno di questi trasferimenti incontrerà Adriana Ivancis, la Renate, al di là del fiume tra gli alberi. Ha amato a tal punto il Veneto che dirà: sono un vecchio fanatico del Veneto ed è qui che lascerò il mio cuore. Hemingway qui è ancora seduto là, in quell'angolo là, dove si sedeva nel 1948 quando è venuto per la prima volta a Venezia. Non si è più spostato, perché è sempre rimasto con noi. Quella era la stanza dove il barone Franchetti aveva assegnato al signor Hemingway per dormire. Lui alla notte beveva un mezzo bicchiere di whisky, poi apriva il balcone e voleva sentire le anatre a volare.